È morta suicida Chloe Bianco, la professoressa vittima di transfobia, trovata carbonizzata nel suo camper ad Auronzo, nel Bellunese. Era stata sospesa da scuola dopo le lamentele di un genitore. Ieri il ricordo, la manifestazione a Padova nel suo nome, il sit-in degli studenti per Chloe. Domani, sempre nella Città del Santo, un evento con Malgioglio a lei dedicato. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto. Oggi è venerdì 17 giugno 2022. La prima notizia del giorno riguarda la manifestazione avvenuta ieri a Padova nel nome della docente di Marcon. La mobilitazione quindi per Chloe Bianco, un sit-in organizzato dagli studenti assieme ad Arcigay, dove non sono mancati gli attacchi a Elena Donazzan, assessora regionale all'istruzione, al lavoro e alle pari opportunità, e al presidente della giunta regionale Luca Zaia. Lo leggiamo sul Mattino di oggi, dove si parla di una Padova che scende in piazza in ricordo della prof, con un presidio organizzato dalle rappresentanze studentesche U2 e Rete degli Studenti Medi, che ieri pomeriggio, in una delle giornate più calde dell'anno, hanno radunato più di 120 persone tra il municipio e Palazzo del Bo. Oggetto delle maggiori critiche l'assessora regionale Elena Donazzan, come dicevo, che nel 2015 aveva stigmatizzato il coming out di Bianco, contribuendo al suo allontanamento dalla scuola. Crediamo ancora nella potenzialità della scuola di cambiare un sistema marcio, dicono gli studenti. Le accuse più pesanti arrivano da Mattia Galdiolo di Arcigay Padova, scrive il Mattino di oggi. È inaccettabile che le istituzioni marginalizzino una persona solo perché è se stessa, e l'assessora Donazzan si è permessa di offenderla a mezzo stampa. Vogliamo questa scuola per i nostri figli, che demansiona un insegnante solo perché è una persona trans, un mondo che spinge al suicidio una persona solo per quella che è. La notizia anche sul Corriere del Veneto di oggi. Il titolo: dopo la morte della donna trans, Donazzan, insulti per gli attacchi a Chloe, istigazione al suicidio, si dimetta. L'assessore regionale Donazzan da giorni viene travolta sui social da insulti e critiche. Avrai Chloe sulla coscienza, il suo fantasma verrà da lei, è stata istigazione al suicidio. Lei con il suo ruolo pubblico ha contribuito a questa tragedia, giustizia per Chloe Bianco. Questi alcuni dei messaggi. Assessore alla scuola, alle pari opportunità e anche al lavoro, Elena Donazzan ha il dito della comunità LGBT puntato addosso, e anche il Corriere del Veneto ricorda e spiega il motivo di questa campagna e di questa mobilitazione che sta prendendo piede sui social nel 2015. La donna, quando Chloe decise finalmente fare coming out, quindi mostrarsi al mondo come lo desiderava, Donazzan ne contestò il ruolo di docente. Fu una delle prime rappresentanti istituzionali a scagliarsi contro Chloe Bianco, offendendola e sminuendo il suo coming out, gesto coraggioso e liberatorio che secondo Donazzan invece era un capriccio. Questo è il commento di Matteo Di Maio di Più Europa. Ne chiediamo le dimissioni, non dovrebbe utilizzare la propria voce per discriminare e per rilanciare messaggi di odio e di esclusione sociale. Chloe Bianco, lo ricordiamo ancora una volta, si è tolta la vita l'11 giugno, è morta nel rogo del furgone in cui viveva, lasciando le sue memorie in un blog pieno di dolori, solitudine, emarginazione, inquietudini e discriminazione. Ieri anche il tweet del deputato Alessandro Zan di Padova. Migliaia di persone avevano commentato gli ultimi post dell'assessora veneta Elena Donazzan con il nome Chloe Bianco. L'assessora ha eliminato i post e bloccato i commenti. Donazzan: non rimuoverai mai la memoria di Chloe, ma Zaia rimuova te come fascista dalla giunta regionale. E sono in tanti a chiedere le dimissioni e l'allontanamento di Elena Donazzan, la più anziana tra gli assessori della giunta Zaia. Ricopre quel ruolo da 16 anni, ormai fa parte della giunta regionale ancora da più tempo dello stesso presidente Zaia. Fece infatti parte anche dell'ultima giunta Galan.
Voltiamo pagina e parliamo della politica. A Verona, le comunali, il gran rifiuto di Sboarina a Tosi spacca il centrodestra. Questo il titolo sul Corriere del Veneto. Si parla di una spaccatura insanabile. Tra Sboarina e Tosi c'è, come è noto, una lunga inimicizia. Nel 2017 Sboarina sconfisse la moglie di Tosi proprio nella corsa al comune. Ma la notizia di oggi, anzi di ieri sera, è che Meloni, Salvini e Berlusconi non riescono a convincere il sindaco uscente, quindi i leader del centrodestra falliscono. Tosi dice: non abbiamo mai chiesto poltrone, questo no all'apparentamento è un errore madornale che consegnerà la città alla sinistra. La notizia anche sui quotidiani del gruppo Gedi: Sboarina dice no a Tosi, il centrodestra va in tilt, Meloni sotto processo, pressioni a livello nazionale per l'apparentamento, ma Sboarina dice io sono coerente, quindi non vuole Tosi. C'è chi si chiede se Giorgia non riesce a farsi obbedire dai suoi, come può guidare la coalizione. Prima ha imposto il suo uomo che è arrivato secondo, ora non riesce a convincerlo. Ignazio La Russa dice noi abbiamo fatto il possibile, Matteo Salvini chiede a Fratelli d'Italia, Forza Italia di dare una mano, e Tosi annuncia i miei elettori non andranno a votare, cosa che se si realizzasse naturalmente darebbe un grandissimo vantaggio al candidato sindaco, invece, che è la sorpresa di queste elezioni veronesi, Damiano Tommasi, per il centro-sinistra, che è arrivato primo al primo turno raggiungendo un clamoroso 40%. Quindi partita aperta a Verona. Nel frattempo altre notiziole di politica. Prima di tutto c'è un fatto relativo al movimento di Brugnaro Coraggio Italia, che perde un altro parlamentare alla Camera e quindi sparisce da Palazzo Montecitorio. Infatti il regolamento della Camera prevede che servano 20 deputati per formare un gruppo parlamentare, ma con l'addio di Simona Vietina scendono a 19 e quindi dovrà essere deliberato lo scioglimento del gruppo. Come scrive il Corriere del Veneto, il progetto romano di Brugnaro e del governatore ligure Toti è durato solo poco più di un anno. E ancora la tempesta nella Lega, Salvini ascolti i sindaci, sono le parole del sindaco di Treviso Mario Conte, no ai processi ma è giusto confrontarsi sulla linea. Il commissario veneto Alberto Stefani dice ci sono dei privilegiati che perdono tempo in polemiche. Stefani convoca il direttivo regionale, ma insomma è scontro totale, guerra nella Lega. Sui quotidiani del gruppo Gedi le foto appunto del sindaco di Treviso Mario Conte, poi Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico, uomo forte della Lega padovana, assessore nella giunta Zaia e in questi giorni protagonista di violentissime polemiche anche contro il leader nazionale della Lega Matteo Salvini. La replica di Alberto Stefani, commissario della Lega Veneta: chi oggi ricopre un ruolo istituzionale nel Carroccio lo deve al segretario. E poi c'è anche la foto di Tony Darè, europarlamentare trevigiano della Lega, anche lui in questi giorni estremamente critico. Ancora la politica e le polemiche nel centrodestra. Abbiamo Berlato, il paladino delle doppiette, come lo definisce il Gazzettino di oggi, ma anche e soprattutto un europarlamentare di peso di Fratelli d'Italia. Ebbene, è sui giornali di oggi perché ha scritto una nota dicendo, mettendo nero su bianco queste parole, un invito diciamo alla regione di spicciarsi a pubblicare il calendario venatorio, quindi sgrida la regione Berlato perché non c'è ancora il calendario venatorio 2022-2023. Dice la giunta doveva pubblicare il calendario venatorio entro il 15 giugno, non l'ha fatto, muova il culo, queste le parole utilizzate. Si sbrighi ad adempiere alla legge prima che i cacciatori del Veneto perdano definitivamente la loro già più volte provata pazienza. Quindi guerra non solo nella Lega ma anche in tutto il centrodestra. Chiudiamo con alcune notizie flash. La prima riguarda la sanità, ma parliamo dei dirigenti della sanità
veneta. E allora i pensionati manager ai vertici delle ULSS finiscono sotto inchiesta. La Corte dei Conti indaga in Basilicata, ma ci sono verifiche anche da parte della Regione Veneto. La questione riguarda i dirigenti già in quiescenza. Sono 4 in Veneto. Leggiamo l'attacco dell'articolo di Alda Vanzan sul Gazzettino di oggi. Il caso è scoppiato in Basilicata, tra l'altro con protagonista un vicentino. E così anche in Veneto la regione ha deciso di fare delle verifiche sulle paghe dei manager sanitari, ossia i direttori generali delle ULSS possono continuare a esercitare il loro mandato se nel frattempo maturano i requisiti per andare in pensione dalla propria professione, ma soprattutto la questione è: possono cumulare stipendio di manager sanitario e la propria pensione? Finora in Veneto la risposta è stata affermativa, c'è solo un tetto relativo al cumulo, la pensione personale e l'emolumento pubblico non possono superare i 240.000 euro annui lordi, ma la Corte dei Conti in Basilicata ha aperto un fascicolo per danno erariale in merito alla posizione del direttore generale dell'azienda sanitaria di Potenza, il vicentino Giampaolo Stopazzolo, e quindi anche a Palazzo Valbi hanno deciso di fare ulteriori verifiche. Palazzo Valbi, sede della Giunta regionale del Veneto. La notizia anche sul Corriere del Veneto di oggi: il DG con la pensione Stopazzolo sotto indagine, il vicentino è stato nominato in Basilicata, la regione avvia verifiche sui direttori delle ULSS, i casi in Veneto, in azienda 0 ci sarebbero 4 direttori generali e diversi manager operativi e in pensione, scrive il Corriere del Veneto. Quindi un caso ancora tutto da approfondire. L'ultima notizia di oggi, una notizia di cronaca: nei guai un petroliere accusato dalle proprie colf di averle violentate. Petroliere trevigiano ottantenne, gli abusi sarebbero avvenuti nella sua villa a Mogliano. Arrestato, ora rischia il processo. 2 domestiche filippine di origine filippina di 41 e 36 anni hanno denunciato di aver subito ripetuti episodi di violenza da parte del noto petroliere Miotto di Mogliano Veneto, ottantenne. Le presunte vittime hanno presentato video e chat che proverebbero le avvenute violenze che si sarebbero consumate tra il luglio 2020 e il 7 gennaio 2021. Lo scrive il Corriere del Veneto di oggi. L'anziano è stato arrestato e ora su di lui pende una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Treviso. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto. Noi torniamo a sentirci lunedì prossimo.